Tutto è esaurito allo Stadio Friuli di Udine per la sfida casalinga con la Juventus che andrà in scena domenica sera e aprirà il campionato 2023-24 per le Zebrette. Agli oltre 13.000 abbonati, considerato successo dalla campagna, si è deciso di estenderla fino al 31 agosto prossimo, si aggiungono altri 12.000 tagliandi bruciati in prevendita. Una curiosità, di fatto quest'anno non ci saranno biglietti disponibili nella curva nord, quella che ospita il tifo più acceso dei friulani, visto che restano disponibili solo una cinquantina di posti. La sfida tra le due società si preannuncia piuttosto ostica per i padroni di casa. Nella storia le squadre si sono affrontate 106 volte, compresa la Coppa Nazionale, con ben 71 affermazioni della Juventus, pari al 67% del totale, soltanto 13 successi dell'Udinese e 22 pareggi. L'ultima vittoria dei padroni di casa risale esattamente a 3 anni fa. La Juve era giunta a Udine il 23 luglio, nell'anomalo fine stagione estivo causa il Covid, per festeggiare il tricolore, ma una rete di Fofana allo scadere la costrinse a rinviare le celebrazioni di una settimana. Da allora l'Udinese ha rimediato 5 sconfitte e ottenuto un pareggio il 22 agosto 2021 nell'ultima gara italiana di Ronaldo. Il cervellone elettronico della Lega ha anche partorito un evento quasi unico. Udinese e Juventus si affrontano per la seconda gara consecutiva in A, visto che il medesimo match è andato in scena sempre allo Stadio Friuli il 4 giugno scorso nell'ultimo match del torneo di Serie A 2022-2023.